Canta Napoli, Napoli matrimoniale. Dopo i confetti sono usciti i difetti, caro Giovanni, mo che ce vuoi fa? Se riflettevi e se bene puntavi, tutti sti guai non stiva a passare. Mo chiagnetti disperi e hai voglia d'allungare, che non c'è stato divorzio e tu te li azzucare. Guardate, una candela più un'altra candela fanno 4 candele. Pare una sciocchezza, ma in 15 anni all'Albergo del Silenzio ne ho viste. Ah, se ne ho viste. In 15 anni con questo piccolo raddoppio, sta bugia mi ha fatto mettere in tasacca 10.000 lire. Mamma mia! Mamma mia! Carlo, sei tutto sconvolto, ma che passa? Mamma mia! Don Andrea, sa visto che oggi visto? Ah, ma io non c'entro niente, io ho bussato come avete detto voi. Bravo, e allora? E allora io ho bussato, mi sono sentito dire avanti! Don Andrea, c'è stata una femmina nulla! Bene, e poi? Come bene? Era nulla, completamente! Ho capito, e dopo? E dopo mi ha detto, cameriere, riporti le carte da gioco. Voi l'avessero fatto. E invece è buttate carte, no? Con che era nulla. Una donna nuda. Ma non sai in 15 anni qua quante ne ho viste, caro mio. Come sapete che non sono abituato? E ti abituerai. Senti, fammi un favore, vai a bussare un poco alla 109. Don Andrea, ma c'è stesso cara femmina nulla. Femmina nuda? Magari, Carlo. Nella 109 c'è stato lo spilungone Don Gaetano. Mo proprio padrone mi ha fatto presente che non paga da troppo tempo e mi ha ordinato di cacciarlo fuori a calci, di tenerci il baule e la sua roba. Quindi Ma- non vai e buttalo fuori. Ma Don Gaetano chi è? Che lo pugge di terza mano, che lo perde sempre. Che la dire le ricette, se non ci davamo in baule, c'è zumbeccia da bella. Chi le fa sulle chiacchiere. E se invece questa volta invece fa chiacchiere per far zumbo veramente eccellente? E in questo caso me lo vieni a raccontare. Va Venga a bene? raccontare. Vai. Vabbè, come volete voi. E che so fa, dove a te me resta? Avanti! Non tu non sei rimarcato che se io lo viene coppa! Povero giovane, si vede che deve ancora fare la gavetta. Ecco, altre coppie clandestine di sicuro. Cameriere! Eccomi! I signori desiderano? Cameriere, avete una Certo che ce l'abbiamo, so già quel che occorre al signore, Uno splendido piccolo nido d'amore, dove la sua gentile signora si troverà benissimo. Molto carina, sa, molto carina, complimenti, lei ha davvero molto buon gusto. Cameriere, io non le ho chiesto nulla. Ma io ho già indovinato i desideri del signore. Pensate, la stanza 102 è vacante. Cameriere, ma chi crede che sia la signora? La signora appartiene all'alta società. Ma è appunto quello che stavo per dire. Noi qui accettiamo anche donne dell'alta società. E poi dovreste conoscere anche me. Voi? Ernesto! Il bello Ernesto! Tutti! Ma soprattutto tutte conoscono il bel Ernesto, il gran primo attore alla Scala. Ah, voi siete il bel Ernesto! Sì. Sapeste quante belle donne qui mi hanno parlato di voi? Vi hanno parlato di me? Sentito mia cara? È una duchessa, sapete? È una duchessa. Complimenti, ma a maggior ragione vi consiglio la 102. Pensate, in questa stanza la principessa ereditaria di Polonia è venuta a fare il viaggio di nozze col primo ciambellano. Ah, certo. Deve essere di sicuro molto bella, ma anche molto cara la vostra 102. Sa, la stanza di una principessa di Polonia. Vabbè, ma voi che ve ne importa? Come che me ne porta? Sono io quello che paga. Vabbè. Cameriere, questi rumori? Ma niente, è solo un cliente che viene sbattuto fuori. Guardate! Io va zitto, ma c'è zumbeccia da bella! Non se ne basta, non gli diamo il baule! Un modo faccio vedere io, scusate. Prego. Don Gaetano! Don Gaetano, venite qua! Allora, che c'è? Che c'è? Vi vedete le scale laggiù? Fatemi il favore di scenderle
e disloggiare. Me ne vado solo se mi date il mio baule. Ah sì? E noi ve lo diamo solamente se pagate. Ah sì, non so se vi conviene. Io ho molti amici al commissariato. Vedremo se farete furbi quando salirà la polizia da buon costume. Totò, come essere scherzo. Quello ogni sera fa lezione fino alle 10 di sera. E poi si fa una bella dormita fino alle 8 di mattina. Poi si ha buttato 2 litri d'acqua, con questo lo secchia, sta facendo i canalotti un corpo, sta facendo. Oh, tu, e tienecelo poche maniere, se no capotimmo chiudere addirittura, lo sai. Eccomi! Eccomi! Sì? Eccomi! Eccomi! E lei il primo cameriere? Il primo cameriere a servirla. Ma forse il signore aspetta qualcuno? Ho già visto quel che ci vuole per voi, sì? Uno splendido nido delizioso dove la sua gentile signora si troverà benissimo. Amico, calma, calma. Mi devi dire qual è la camera per me. Io sono l'architetto Michele Galletti, il perito mandato dal tribunale. Ah, ho capito. Ecco. La camera è lì. Non più.